Com'è possibile che se soffriamo di dolori persistenti c'è un periodo o un giorno improvvisamente che non sentiamo dolore e poi il dolore ritorna magari dopo un giorno o dopo una settimana? Dobbiamo far caso a queste connessioni, queste eccezioni che sono molto molto importanti nella diagnosi del dolore persistente nociplastico, perché ci danno la fiducia che non c'è nulla di sbagliato nel nostro corpo. Infatti in quei giorni in cui il dolore si è fatto presente, molto più forte rispetto ad altri giorni, c'è una grande probabilità che quella giornata, quel periodo, è stata una giornata emotivamente stressante, emotivamente dove abbiamo messo tanta pressione al nostro sistema nervoso. Ed è normalissimo avere comunque queste giornate in cui siamo più stressati, più in pressione, più impauriti. Questo è normale, la vita ci porta a stress e siamo alla fine esseri umani che andiamo di fronte a difficoltà, a problematiche di ogni genere. Quello che però dobbiamo capire è che la nostra consapevolezza adesso, se stai soffrendo di dolori persistenti nociplastici, deve essere una consapevolezza di accettazione. Accettazione non vuol dire passivamente rimarrò così tutta la vita e va bene. No, vuol dire se sento delle paure, delle pressioni addosso e i sintomi vanno su, accetto che questi sintomi vadano su, perché sappiamo che poi andranno giù nuovamente, diventerà un'onda, no? E quindi quando noi accettiamo attivamente in questo caso che i sintomi possono arrivare anche molto forti, ma sono collegati al nostro sistema emotivo, non ci fanno più paura. Quindi domani e dopodomani ci aspettiamo che tutto, diciamo, si risolva per il meglio. E quando ci aspettiamo positivamente un qualcosa dal nostro sistema nervoso, il nostro sistema nervoso va in sicurezza, si sente al sicuro e quindi non rilascia nuovamente un sintomo potente. Questo è quello che succede nel percorso di ogni guarigione. La consapevolezza è il primo step, capire queste connessioni. Il secondo step è la pratica. Quindi quando sappiamo che abbiamo fatto questi legami tra paura e sintomi, il giorno successivo o l'attimo successivo stiamo praticando l'accettazione, che è comunque una pratica. Non è necessario quindi fare respirazioni, meditazioni, sicuramente aiuta, ma capire che il mindset è la cosa più importante che abbiamo, il mindset, quindi avere una, diciamo, una previsione positiva della nostra situazione. Questo è veramente tanto importante, quindi ricordati, consapevolezza e pratica di sicurezza. Questo è quello che dobbiamo fare ogni giorno.